per gli SMS. Saluto Gianluca Abbate, notaio e membro del Consiglio Nazionale del Notariato. Notaio, buonasera. Buonasera. Allora, grazie per la sua disponibilità. Allora, vogliamo intanto spiegare che cosa sono queste dichiarazioni anticipate di trattamento, cioè che cosa si può indicare diciamo tra le proprie volontà nel caso in cui ci si trovasse nella condizione di non poterle esprimere in un momento di difficoltà, naturalmente, da un punto di vista fisico. Ecco, prego. Sì, le disposizioni anticipate di trattamento rappresentano il punto cruciale della legge entrata in vigore, ora considerando l'ora ieri, la 219 del 2017, e si tratta di delle indicazioni, delle disposizioni appunto che qualsiasi persona in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può esprimere in merito all'accettazione o al rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, di scelte terapeutiche in generale o di singoli trattamenti sanitari in particolare. Quindi è sicuramente un impianto normativo di grande rilevanza perché consente di sgomberare il campo da particolari dubbi che sono stati molto sentiti in questi anni, soprattutto in merito alla questione se la nutrizione e la idratazione artificiale possano o meno essere rifiutati. Questa legge quindi mette un punto ben deciso, l'articolo 1 al comma 5, infatti ci evidenzia marcatamente come siano considerate la nutrizione e l'idratazione una modalità di somministrazione di nutrienti mediante dispositivi medici e quindi trattamenti sanitari che possono essere in quanto tali rifiutati. E per tale motivo, ovviamente, come lei già ha detto nel presentare la legge sul detestamento, ecco, una legge che ovviamente apre la strada anche ad un ampio dibattito non soltanto giuridico ma anche etico, certo. Ovviamente, quindi questo io ovviamente mi esprimo in qualità di notaio, di pubblico ufficiale, ma non possiamo non tener conto anche di tutte le implicazioni etiche che sottendono ad una disposizione normativa del genere. E sicuramente però si è arrivato ad una definizione su una questione che non poteva essere quindi proprio rinviata e che soprattutto ci consente oggi di operare con certezza con l'avallo di un impianto normativo. Allora, c'è una domanda, Salvatore da Milano scrive: vorrei sapere come aderire materialmente al testamento biologico, dichiarazione anticipata di trattamento. Si compila un modulo, quindi chiede come si fa eccetera, e poi a un certo punto scrive: per il caso di DJ Fabbo con questa legge avrebbe potuto rifiutare i trattamenti vitali tipo la ventilazione forzata? Sì, allora rispondo quindi alla prima delle due domande. Quindi come si possono manifestare le DAT? O attraverso un atto pubblico notarile, una scrittura privata, oppure una scrittura privata autenticata da un notaio, oppure anche attraverso una scrittura privata semplice che deve essere consegnata personalmente all'ufficio dello stato civile del comune di residenza della persona che decide di porre in essere una disposizione anticipata di trattamento. Vorrei ricordare, perché questo è un aspetto molto importante, che le DAT non scontano nessun tipo di imposta di registro, imposta di bollo, quindi sono esenti dalle imposte. E quindi questa è la modalità, diciamo, attinenti alla redazione e alla predisposizione delle DAT. Per rispondere poi alla seconda domanda, come le dicevo... Aspetti, sempre sulla prima mi inserisco quest'altra domanda. Prego, mi scusino, Antonella certo. da Roma, che scrive: quanto costa rivolgersi al notaio? Ci sono delle tariffe, cioè, che avete stabilito poi in Consiglio? Come lei ben sa, le tariffe non esistono, sono state da tempo abrogate. È ovvio che non è possibile dare una risposta univoca, perché le DAT possono essere magari inserite nell'ambito di una pianificazione anche patrimoniale, cioè è possibile anche rivolgersi dal notaio con la decisione di poter porre in essere un testamento con cui si dispone dei propri beni e al contempo decidere anche di dettare delle fare DAT. due cose assieme. Due cose assieme, quindi ovviamente va valutato volta per volta, ci si rivolgerà al notaio in anticipo, quindi chiedendo quali sono gli oneri a cui si va incontro. Ovviamente parliamo di cifre assolutamente non considerevoli, ma ovviamente la singola persona si rivolgerà al notaio per avere delle indicazioni in merito, e come dicevo poc'anzi va anche valutata il tipo di prestazione che si chiede al notaio.
sanitario, e quindi non è possibile dare una risposta univoca, proprio perché le DAT non sono un modello prestampato, preformulato, a cui si appone soltanto una firma, ma ovviamente vanno differenziate caso per caso e con la relativa complessità. Allora, veniamo alla seconda parte della domanda, invece si faceva il caso di DJ Fabbo, sì. Sì, allora dicevo, quella è la portata innovativa delle DAT, quindi la persona in previsione di un'eventuale futura, in incapacità di autodeterminarsi, può esprimere un rifiuto anche con riguardo a scelte terapeutiche, a singoli trattamenti sanitari come la nutrizione e l'idratazione artificiale, quindi è possibile dare esprimere il proprio rifiuto con riguardo a questi tipi di trattamenti sanitari, quindi però si dà particolare importanza alla autodeterminazione, cioè ricordiamo che resta fermo il principio fondamentale del diritto alla salute, quindi alla salvaguardia della vita, ma viene riconosciuta particolare importanza anche al principio dell'autodeterminazione, del quale costituisce un capisaldo fondamentale proprio questo consenso informato che la persona deve dare. Ecco, però specifichiamo, perché è importante, notaio, che non stiamo parlando di eutanasia o di... Per questo dicevo, viene garantito il diritto alla salute, alla vita fondamentale, cioè la legge lo tutela, noi come pubblici ufficiali, quindi come notaio ovviamente non verremo mai ad avallare quella che banalmente viene detta eutanasia. La premessa fondamentale che la legge in genere e anche la legge 219 del 2017, suicidio assistito, insomma, queste sono cose non previste dal No, tutela il diritto alla vita, alla salute, però anche il diritto alla dignità e all'autodeterminazione. Cioè in effetti il testo di legge ti dispone che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero o informato della persona interessata. Parlavo di consenso informato, ma non si parla ovviamente di suicidio assistito oppure di eutanasia. L'altra cosa molto molto importante è che viene però espressamente garantita la terapia del dolore fino alla sedazione profonda continuata. Se ne è parlato di recente con la fine di Marina Ripadimeana, per esempio, di questo. E comunque la sedazione profonda è già prevista, insomma, non è che è stata introdotta con questa legge, voglio dire. Però viene espressamente garantita. Può essere indicata in queste disposizioni il desiderio di ricorrere alla sedazione profonda. Ovviamente riconosciamolo, diritto alla vita e diritto alla salute, che sono due diritti intangibili e che non possono essere. Senta, un'altra cosa, allora, supponiamo che uno si trovi in queste condizioni, i familiari non sanno se la persona ha espresso o no un suo desiderio, insomma, se ha fatto queste dichiarazioni, disposizioni anticipate di trattamento, e quindi come si fa a capire quali erano le sue volontà? Cioè, esiste un registro nazionale dove andare a cercare se effettivamente la persona ha dato disposizioni in tal senso oppure no? Questa è una domanda molto molto importante, perché in mancanza di un sistema di pubblicità si rischia anche di vanificare quello che è lo scopo cui mira la legge. E la legge cosa ci dice? Ci dice che le DAT possono essere pubblicizzate in un registro comunale, ma ove sia già istituito, e quindi di conseguenza però resta una lettera una semplice lettera morta, oppure in un registro sanitario elettronico su base regionale, ove però le regioni abbiano istituito una modalità telematica di gestione delle varie cartelle cliniche, anche se in questo caso però si pone un problema, perché se la persona ad esempio è ricoverata in una regione diversa da quella in cui viva, si rischia di non conoscere quindi proprio le DAT, proprio perché si parla di registro regionale. Proprio per questo la legge di bilancio del 2018 stanzia 2 milioni di euro per un registro nazionale, però parliamo sempre di registri programmati che al momento non esistono, sono stati stanziati questi fondi. Per questo motivo il notariato, e quindi con il patrocinio del Consiglio nazionale del notariato di cui faccio parte, ha quasi ultimato un registro nazionale non accessibile al pubblico per ragioni di privacy e senza costi per lo Stato, consultabile da parte di tutte le aziende sanitarie italiane, cioè tutte le aziende sanitarie italiane potranno accedere a questo registro istituito dal Consiglio nazionale del notariato per verificare se i familiari no. Le persone. Per ragioni quindi proprio di privacy, questo è un elemento di conoscenza un elemento di cui si verrà a conoscenza proprio laddove si pone la situazione di incapacità della persona, e quindi
Per questo motivo l'accesso è previsto in questa prima fase da parte delle aziende sanitarie italiane, proprio nel momento stesso in cui la persona non è più in grado di manifestare la propria volontà, e quindi è necessario ricostruire la sua volontà attraverso le DAT che potranno essere quindi raccolte in questo registro nazionale istituito dal notariato. Allora, un'altra domanda che mi viene in mente, se diciamo si può cambiare idea, ovviamente sì, e come si fa? Guardi, è sicuramente quindi proprio appunto possibile cambiare idea. Parliamo di materie di tale importanza che viene espressamente quindi proprio appunto garantito la possibilità di ritornare sui propri passi, e lo si può fare in qualunque momento utilizzando la forma con cui sono state rilasciate le DAT, quindi atto pubblico notarile, scrittura privata autenticata da un notaio, scrittura privata consegnata personalmente all'ufficiale dello Stato civile. E in più la legge ci dice anche un'altra cosa: qualora ricorrano motivi di urgenza o di altra impossibilità che non consentano di rispettare la medesima forma con cui sono state rese, quindi per il principio della simmetria, è possibile revocarle anche mediante una dichiarazione verbale, una videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di 2 testimoni. Molto interessante. Allora, ci sarebbero tante altre domande, ma insomma il tempo corre e quindi ringraziamo Gianluca Abbate. Mi consenta solo se su questo, io perché sono proprio il consigliere nazionale del notariato con delega al sociale, e ho dato vita lo scorso 3 aprile ad un grande evento proprio dedicato al biotestamento, nel quale abbiamo cercato per la prima volta di dare vita ad una sintesi tra visioni giuridiche e visioni etiche anche differenti, invitando in questo grande evento patrocinato dal notariato giuristi ma anche esponenti della politica con visioni diverse, per cercare di addivenire proprio ad una sintesi che potesse in qualche maniera anche essere di ausilio al legislatore nell'iter che ha portato poi all'approvazione della legge 219/2017, cercando di rispettare, come dice la legge, il dettato normativo, il ruolo dei notai pubblici ufficiali, ma anche visioni etiche tra di loro contrapposte. Grazie allora a Gianluca Abbate, membro del Consiglio Nazionale del Notariato. Grazie notaio e buonanotte. Grazie. Allora, cambiamo argomento.